Stupro di gruppo sulla minorenne a Vicenza, la ragazzina tirata in trappola dalla donna italiana che le avrebbe fatto credere di passare una serata tra amiche. Nella chat degli arrestati, tentativi di scaricare sulla vittima ogni responsabilità. Carenza di medici da giugno, concorsi per trovare 2000 dipendenti tra medici e infermieri, intanto la battaglia tra sindacati e regioni si fa sempre più calda. A Treviso lo conoscevano tutti come il mago che dava i numeri del lotto in cambio di qualche spicciolo. La tragica fine di Walter Busato, annegato nel Cagnan. Banditi in azione nella notte a Sarego, nel Vicentino, l'esplosione per scardinare un postomat del paese danneggia tutto l'edificio. Scatti fotografici in centro storico a Venezia, ma la modella arriva a spogliarsi in una performance artistica e alcuni passanti chiamano i vigili. Il direttore della mostra del cinema commenta la scelta di Alessandra Mastronardi come madrina del festival edizione 76 e annuncia: siamo in pieno lavoro, ci saranno novità. Thomas Prearo, artista padovano diversamente abile, corona un sogno, i suoi quadri esposti a Betlemme, vi raccontiamo la sua storia eccezionale. Telespettatori di Antena 3, buongiorno e bentrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Torniamo allora a parlare della terribile vicenda della minorenne stuprata in gruppo da due uomini e una donna. Abbiamo raccontato ieri di questo triplice arresto da parte dei carabinieri di Vicenza. Intanto appunto le indagini su quella notte continuano ed emergono altri particolari della terribile vicenda. Ce li racconta in diretta telefonica per noi Gabriella Basso, che sta seguendo questa vicenda. Gabriella. Buongiorno da Vicenza, dove la vicenda della minore che sarebbe stata oggetto della violenza di gruppo, per cui sono accusati due nordafricani e una 31enne, si arricchisce di particolari. Sarebbe stata la donna ad invitare la sedicenne a casa sua per il fine settimana e la giovane avrebbe avvertito i genitori. Doveva dunque essere un weekend dall'amica, trasformatosi poi in una sorta di festino a base di droghe, e dove la ragazza sarebbe stata sottoposta ad abusi quando sotto l'effetto di stupefacenti sarebbe stata più arrendevole. Non ci sarebbero però filmati a testimoniare quanto accaduto, vi sarebbero conversazioni nella chat dei tre e in possesso dei carabinieri miranti a far ricadere sulla sedicenne la responsabilità di tutto, chat che vorrebbero far credere che fosse lei a voler, diciamo così, provare quell'esperienza, anzi ad averla chiesta, messaggi in cui si vorrebbe far credere di non essere a conoscenza della minore età della ragazza. Scambi di messaggi ai quali però i militari non hanno creduto e portato quindi all'arresto ai domiciliari dei tre responsabili, residenti tra Trissino, Arzignano e San Bonifacio. Da Vicenza è tutto, la linea torna allo studio. Grazie a Gabriella Basso. Torneremo questa sera a parlare degli sviluppi di questa indagine. Adesso lasciamo per un attimo la cronaca per tornare a parlare di sanità. Momento caldo, il fronte sindacato e regione, e tra le varie questioni c'è quella della carenza dei medici. Intanto, proprio nel giorno in cui è scattata la nuova protesta dei medici, la vedremo fra poco, è arrivata anche la notizia che in Veneto è periodo di maxi concorsi proprio per reperire personale da inserire nelle varie professioni della sanità. Tutto circa 2000 dipendenti. Il prossimo 5-6 giugno infatti verrà espletata la prova pratica del concorso pubblico per operatori sociosanitari. Una consistente adesione di quasi 12.000 candidati, non verrà effettuata una preselezione, accelerando quindi la procedura per l'approvazione della graduatoria. Poi il 2 maggio invece, poco prima, sono scaduti i termini per il concorso pubblico per infermiere, ci sono 6.475 domande, segue il concorso per i tecnici di laboratorio con 1.082 partecipanti. Per quanto riguarda i dirigenti medici, l'azienda Zero, che sovrintende le varie ULSS regionali, ha espletato procedure di concorso per 294 posti. Quindi è scattata la stagione dei concorsi proprio per reperire il personale, ma intanto i sindacati minacciano ancora battaglia, addirittura un vero e proprio sciopero generale della sanità veneta. Sentiamo perché. Abbiamo votato la mobilitazione. Se la Regione continua a fare orecchie da mercante, a scaricare le responsabilità su altri, non facendo quello che sta nelle sue possibilità, non escludiamo di arrivare ad una grande mobilitazione della sanità pubblica nel Veneto. I sindacati parlano del D-Day della sanità veneta. La misura è stata superata, spiega Ivan Bernini, che annuncia che tutte le sigle sindacali hanno votato unitariamente lo stato di agitazione. 3.000 lavoratori in meno dal 2010 ad oggi nell'uso 2 Marca Trevigiana,
meno 556 medici nell'arco di 7 anni. Sono alcuni dei dati resi noti dalla CGIL in occasione del presidio davanti al Cafoncello che di fatto dà il via alla protesta. Comprimere troppo gli orari vuol dire non dare più la completezza e il minimo di sicurezza nelle attività mediche che vengono fatte. Servono, dicono i sindacati, nuovi giovani specialisti, soprattutto in anestesia e rianimazione. Quello che prima c'era chiesto di fare in 10, adesso ci chiedono pian pianino di farlo in 8, in 6, sempre meno, quindi è una questione anche e soprattutto per l'utenza e per la sanità pubblica di sicurezza. In agitazione anche il comparto della prevenzione per la tutela dei consumatori, per la sicurezza alimentare e quello della salute mentale. Questi tagli che sono programmati, le carenze di organico, la carenza di amministrativi, la carenza di tecnici, mettono in discussione la possibilità di svolgere questa azione di controllo e vigilanza con efficienza ed efficacia. A fronte di un enorme aumento della domanda e quindi di sofferenza da parte dei cittadini e dei loro familiari, c'è un'estrema contrazione della risposta. Altra nota dolente riguarda le retribuzioni. Secondo i dati forniti dalla CGIL, quelle dei medici veneti si attestano nella media nazionale, mentre quella dei camici bianchi di Treviso al di sotto di 2.000 euro. Per quanto riguarda invece le retribuzioni del personale di comparto, stando sempre ai dati forniti dalla CGIL, per il Veneto sono di 2.000 euro inferiori rispetto alla media nazionale, a Treviso al di sotto della media veneta. Per questo dai sindacati la richiesta che vengano incrementate le risorse economiche integrative a carico della Regione Veneto. C'è poi il nodo relativo ai contratti. I medici stanno aspettando da 10 anni il rinnovo del contratto di lavoro, colpevolmente la Regione Veneto non ha accantonato le risorse da inserire nel Fondo Sanitario Nazionale per il rinnovo del contratto dei medici. Con il presidio di oggi i sindacati hanno dato il via allo stato di agitazione lanciando un ultimatum alla Regione, alla quale verrà inviata una nota congiunta chiedendo un incontro urgente. In caso di mancata risposta le sigle sindacali si dicono pronte allo sciopero generale della sanità veneta. E già ieri è arrivata la replica dura del governatore del Veneto Luca Zaia e anche del direttore generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana Francesco Verazzi in riferimento alla situazione proprio dell'ULSS 2. Sentiamoli. Mi spiace che si faccia passare l'idea ai cittadini, mi metto nei panni dei cittadini che sono a casa, magari ammalati, che sono letteralmente inquietati da notizie che non sono veritiere. La preoccupazione che hanno loro, ce l'hanno tutti, che è quella di avere medici e quella di avere personale. Abbiamo ripetuto in più occasioni che mancano in Italia 56.000 medici, dei quali 1.300 mancano in Veneto, ma non ci sono in Veneto non perché la Regione non li vuole assumere, perché è difficile assumerli e trovarli. Se qualcuno ha qualche medico disoccupato, chiami magari la vostra redazione e dice io sono disoccupato, non è vero quello che dice Zaia. Per il resto abbiamo un numero di concorsi che abbiamo bandito, che sono stati banditi, che sono in corso, che siamo in grado di dimostrare che non è assolutamente vero quell'idea che si vuol dare di una regione che dorme mentre gli ospedali si spopolano. Poi dopodiché riconosco le difficoltà di questo mondo, del lavoro, i medici sono preziosi, li difendiamo sempre come tutti gli operatori del mondo della sanità, ma voglio ricordare che la sanità in Veneto significa 68 ospedali, 80 milioni di prestazioni sanitarie erogate ogni anno, oltre 50.000 dipendenti, quasi 60.000 se ci mettiamo anche gli indiretti e 2 milioni di accessi al pronto soccorso. Parlare male della sanità del Veneto vuol dire far danni alla sanità del Veneto. Però loro dicono che sono 10 anni che non viene rinnovato il contratto di lavoro. Ma guardi, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente, se è una mancanza della Regione lo dicano pubblicamente. A me non risulta che in Veneto non si applicano le leggi nazionali, se poi è un problema di rinnovo del contratto di lavoro a livello nazionale è un altro discorso. Come non mi risulta che in Veneto si paghino di meno i medici per delle scelte fatte in Veneto. In questi anni, dal 2010 in poi, non abbiamo fatto altro che implementare il numero di infermieri di OSS nella nostra ULSS, nelle nostre 3 ULSS. Partivamo da una situazione di criticità, oggi noi abbiamo l'autorizzazione della Regione e riusciamo a dare il turnover e addirittura a mettere infermieri in extra turnover. Quindi non è vero che manca personale. Dal punto di vista dei medici, lo sappiamo tutti, è un problema nazionale, anche da noi mancano 100 medici, lo sappiamo, ma non dipende certamente né da noi né dalla Regione Veneto. Torniamo alla cronaca adesso e torniamo a parlare del brutale omicidio del 71enne Giuseppe Nisticò di Mestre, ucciso in Tunisia, mentre continuano le indagini per capire l'esatta dinamica e il movente dell'omicidio. I 2 presunti assassini sono già stati arrestati e si attende anche il ritorno della salma a Mestre. Ci racconta questa attesa Federico Fusetti da Mestre. Federico.
Buongiorno da Mestre, c'è attesa per il rientro in Italia della salma di Pino Nisticò, il 71enne di Mestre, ma originario della Calabria, che è stato ritrovato legato a una sedia e senza vita da un amico con cui stava trascorrendo un periodo di vacanza in Tunisia, a Monastir. Una vicenda che ha scosso la città, in particolare la Cipressina, il quartiere in cui l'uomo viveva dagli anni 60 quando era arrivato a Mestre. Sarà invece l'autopsia a chiarire esattamente cosa abbia causato la morte di Nisticò, il cui funerale dovrebbe essere celebrato proprio da Cipressina. Una rapina finita nel sangue, una violenza cieca, questa è la pista che la polizia tunisina sta seguendo per ricostruire quanto accaduto. L'uomo in quel momento era da solo nell'appartamento che aveva affittato nella località turistica e avrebbe aperto la porta a un giovane che conosceva bene, in compagnia di un altro tunisino. Forse è stato legato, picchiato brutalmente, perché i due aggressori erano convinti che avesse del denaro nascosto da qualche parte. Alla fine sono fuggiti con pochi euro e il telefonino. Della vicenda si sta interessando anche il Ministero degli Esteri italiano, mentre le forze dell'ordine tunisine avrebbero già arrestato i due presunti responsabili dell'aggressione violenta. Per il momento da Mestre è tutto, linea allo studio. Grazie a Federico Fusetti. A Treviso lo conoscevano tutti come il mago, dava i numeri dell'otto per pochi spiccioli, uno spirito libero che si trovava spesso in centro. È lui la vittima dell'incidente che ha portato appunto alla scoperta del suo cadavere che affiorava dal Cagnan in pieno centro a Treviso ieri nel tardo pomeriggio. Tutto fa pensare che si sia trattato di un incidente, di una drammatica fatalità. Walter Busato, 68 anni, di Treviso, sarebbe scivolato in acqua e poi annegato. Stando alle prime ipotesi dei carabinieri che si stanno occupando delle indagini, l'uomo sarebbe morto così. Resta però il mistero su quando Busato sarebbe caduto in acqua. Potrebbero essere trascorse solo poche ore o addirittura un giorno prima che il corpo venisse visto riaffiorare dalle acque del Cagnan in zona Pescheria. Ad accorgersi del cadavere un tecnico che ha subito dato l'allarme. Sul posto, oltre ai militari dell'Arma e al SUEM, i vigili del fuoco che hanno liberato e recuperato il corpo sotto lo sguardo scioccato dei passanti. Il magistrato di turno al momento ha disposto una ricognizione esterna sul cadavere che da un primo esame non presenterebbe segni di violenza. Questo farebbe pensare quindi all'incidente. La prima ricostruzione porta ad ipotizzare che Busato probabilmente stesse orinando sulle rive del fiume, visto che è stato trovato con i pantaloni abbassati. Sarebbe scivolato, non riuscendo più a risalire. Ma il 68enne potrebbe anche essere stato colto da malore e svestito dalla corrente, particolarmente intensa a causa del maltempo delle ultime ore. Busato era un volto noto a Treviso, molti lo conoscevano come il mago, ma l'uomo era solito girare per il centro storico con vari travestimenti, da Dante, Arlecchino o Babbo Natale. Residente a Santabona, preferiva una vita libera, spesso in strada, finita in modo drammatico nelle acque del Cagnan. Una notizia che viene da Padova di poco fa, lasciato dalla compagna, ha deciso di morire lanciandosi da un ponte, ma l'intervento di una pattuglia dei carabinieri ha evitato che fosse portata a termine l'azione, salvando l'aspirante suicida. È accaduto la notte scorsa a Padova. Un cittadino ha chiamato il 112 per segnalare la presenza di un uomo che aveva oltrepassato la paratia di sicurezza di un cavalcavia ed era pronto a lanciarsi nel vuoto sulla strada sottostante dove passavano diverse macchine. L'aspirante suicida, un cittadino serbo, aveva tra l'altro scritto ripetutamente con una bomboletta spray il suo saluto alla donna amata che lo aveva da poco lasciato, facendolo cadere in un forte stato di depressione. Il 29enne è stato dunque salvato fortunatamente dai carabinieri. Adesso le indagini, sempre dei carabinieri, sull'assalto dei malviventi all'agenzia postale di Sarego. È stato fatto esplodere il bancomat. Sarego, assalto al banco posta di via Floriani, a dare l'allarme alcuni residenti che hanno sentito il botto. Ignoti armati di esplosivo hanno fatto saltare il bancomat della locale agenzia postale. I malviventi, non contenti utilizzando una Fiat Uno rubata poco prima ad un 53enne di Lonigo, hanno sfondato una vetrata e sono entrati nei locali. Una volta raffatto il contante presente, ancora in via di definizione l'esatto ammontare, se ne andavano indisturbati a bordo di un'altra autovettura ancora da identificare. Sul posto, per l'indagine, i carabinieri che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Sul posto anche i vigili del fuoco per spegnere un principio di incendio all'interno dell'agenzia postale causato dalla deflagrazione. A Padova oggi pomeriggio alle 17:30 si doveva svolgere la passeggiata per la sicurezza dopo l'aggressione a due militanti di Lega e Casa Pound. L'abbiamo raccontato la scorsa settimana, ma il Carroccio ha annullato l'evento sostenendo questo: rispettiamo il lavoro dei commercianti e non vogliamo un sabato di tensione. Vediamo.
Scongiurato l'ennesimo sabato di tensioni a Padova per la gioia dei commercianti che hanno tirato un sospiro di sollievo. La Lega infatti ha annullato la passeggiata per la sicurezza in programma per il pomeriggio. L'iniziativa era stata organizzata dopo l'aggressione ai danni dell'ex consigliere comunale del Carroccio Niccolò Calore e del militante di Casa Pound Alberto Bortoluzzi, avvenuta la notte del 25 aprile in un bar del ghetto in centro storico. I due erano stati insultati e colpiti con una sedia da un gruppo di antagonisti che li aveva notati proprio all'interno del bar. Il centro sociale Pedro aveva annunciato di voler partecipare alla passeggiata e scendere in piazza contemporaneamente sabato sera, una decisione che lasciava presagire tensioni, le stesse vissute appena un mese fa durante il corteo di Forza Nuova contro l'aborto e culminate con gli scontri tra polizia e centri sociali che avevano organizzato una contromanifestazione di protesta. I commercianti padovani, preoccupati per l'ennesimo fine settimana con la città blindata, avevano rivolto un appello alla politica. Da qui la decisione degli organizzatori della passeggiata leghista di rimandare l'evento. In una Padova ostaggio di contrapposizioni inutili, hanno spiegato gli esponenti della Lega, per responsabilità abbiamo deciso di rimandare la manifestazione, non per darla vinta ai violenti che hanno già perso, ma per evitare il rischio di altre violenze. Viene però invocata una presa di posizione del sindaco e delle istituzioni, invitando tutti a non arretrare di 1 millimetro, a condannare le azioni barbare dei nuovi fascisti travestiti da partigiani, conclude la nota. Sarcastica la risposta del centro sociale Pedro attraverso i social network: per una volta che decidiamo di venire a manifestare con voi, rimandate. Tra i due litiganti alla fine godono i commercianti che possono contare su un sabato senza tensioni e senza camionette della polizia a presidio delle strade della città. Ed ora torniamo a parlare della cronaca, sempre a Padova. Truffa dello specchietto, arrestato dopo il boom di segnalazioni, si cercano altre vittime. Al momento è accusato di una tentata truffa e di una truffa ai danni di altrettanti automobilisti, ma l'elenco delle sue vittime potrebbe essere molto lungo. È stato arrestato a Veggiano Paolo Mirabile, 21enne di Noto, accusato di essere l'artefice della famigerata truffa dello specchietto. Contro di lui una sfilza di denunce, però ad incastrarlo sono state le testimonianze di 2 automobilisti di Villafranca Padovana, affiancati dall'uomo che li aveva accusati di aver colpito e spezzato lo specchietto della sua auto. In un caso la ragazza al volante, dopo aver sentito alcuni colpi sulla carrozzeria, ha creduto alla storia e ha consegnato 400 euro. Un altro automobilista invece, capendo il tranello, ha allertato i carabinieri fornendo particolari importanti. La Clio su cui viaggiava il 21enne è stata così bloccata a Veggiano, in auto ancora i soldi appena consegnati dalla giovane. Paolo Mirabile è stato denunciato e arrestato in altre regioni del nord Italia sempre per la medesima truffa. Anche nel Padovano i colpi potrebbero essere molti di più, visto il boom di denunce arrivate ai carabinieri nell'ultimo periodo nella zona tra Campodoro, Veggiano e Villafranca. I truffatori potrebbero essere anche più di uno. Un testimone infatti avrebbe riferito che oltre a Mirabile a bordo della Clio vi sarebbe stato anche un altro passeggero. Le ricerche si concentrano nella zona di Mestrino, dove da qualche giorno si è stabilito un gruppo di nomadi a cui lo stesso Mirabile potrebbe essere legato. Favoreggiamento della prostituzione, la Guardia di Finanza mette sigille al centro benessere a Luci Rosse in centro a Schio. Schio, massaggi a luci rosse al centro benessere. La Guardia di Finanza sequestra in via cautelativa il centro massaggi, mentre le 2 titolari, 2 cittadine cinesi, sono accusate di favoreggiamento della prostituzione. L'immobile, di ampie dimensioni, è stato accertato dagli uomini delle Fiamme Gialle, era destinato sistematicamente in maniera continuativa all'esercizio della prostituzione. A confermarne l'utilizzo illecito anche le dichiarazioni raccolte dagli stessi clienti trovate all'interno al momento dei controlli. A seguito del sequestro, poco dopo è stata chiusa anche la partita IVA. Pochi istanti di pubblicità, poi andremo a Venezia per una performance che ieri ha suscitato clamore. Radio. Rieccoci in studio in diretta alla prima edizione del nostro telegiornale. Allora a Venezia, dove alcuni scatti fotografici fanno scattare, scusate il gioco di parole, la chiamata ai vigili. Ci racconta quanto è accaduto Filippo Fois da Venezia. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Questa volta
a fare scalpore in città non è dunque il comportamento di qualche turista, come sapete in questi anni con l'arrivo dell'estate a Venezia se ne vedono di tutti i colori, ma il comportamento di quelli che probabilmente sono due professionisti, un fotografo e una modella, che hanno scelto uno scorcio della città per scattare delle foto per così dire artistiche. È successo attorno alle 13 sulla fondamenta che porta al traghetto delle gondole di San Tomà, una zona che chi conosce Venezia sa che è tutt'altro che fuori mano e poco frequentata. La ragazza è salita sul ponte e ha iniziato a togliersi i vestiti man mano che il servizio fotografico andava avanti, un'operazione che si è conclusa quando non era rimasto più nulla da togliere, e così con lei completamente nuda sul muretto del ponte, incurante di tutto ciò che accadeva attorno, il duo ha realizzato le fotografie tra i passanti stupefatti, anche se bisogna aggiungere che non è la prima volta che episodi del genere accadono a Venezia. Una performance che comunque ovviamente non è passata inosservata e ha infastidito non poco, tanto che una signora presente ha telefonato ai vigili urbani, ma al loro arrivo il fotografo e la modella si erano già volatilizzati. Loro è stato un ride rapidissimo che è durato appena pochi minuti. Con questo da Venezia è tutto, vi restituisco la linea. Grazie a Filippo Fois. Una notizia da poco giunta in redazione che riguarda purtroppo la morte di un sindaco, la morte del sindaco di Loria, Silvano Marchiori. Siamo nella Marca trevigiana, 72 anni, ricopriva anche la carica di consigliere provinciale, da qualche mese si era assentato dagli impegni pubblici per curarsi da una grave forma di tumore. Anche di qui la decisione di non candidarsi per un secondo mandato. Loria, ricordiamo, va al voto. La morte è avvenuta poco dopo le 5 di questa mattina all'ospedale di Castelfranco, dove era stato ricoverato il 1° di maggio. Tra i primi a mandare il suo messaggio di cordoglio il presidente della provincia Stefano Marcon, perché appunto era anche consigliere provinciale Marchiori, era noto per la sua grandissima passione sportiva. Lo aveva visto nelle vesti di allenatore e dirigente dei team calcistici di Loria. Dunque la scomparsa del sindaco Silvano Marchiori. Adesso invece una buona notizia: come sapete si avvicina ormai l'adunata nazionale degli alpini numero 92, che sarà di scena a Milano la prossima settimana, prossimo fine settimana. Ieri abbiamo proposto i contenuti dell'annuncio della conferenza stampa svoltasi nel Palazzo della Regione Lombardia. Oggi invece sentiamo le interviste a Sebastiano Favero, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini, e anche di Luigi Boffi, presidente di ANA sezione di Milano. Sentiamoli. La conferenza è l'apertura, il modo per dire partiamo, e nella realtà siamo ormai a pochi giorni, quindi di fatto è una partenza che, se il buongiorno si vede dal mattino, devo dire che è un buongiorno. Io sono convinto come sempre che gli alpini sapranno creare quell'entusiasmo, quel feeling con la popolazione, anche con quella di Milano, e alla fine tireremo le somme, ma alla fine sono convinto che sarà questa, che è quella del centenario, una grande adunata. Sogno la mattina del 13, due dirà ma perché? Perché non lo so come sarò, comunque sarà tutto finito, ma comunque l'adrenalina dell'attesa, siamo a buon punto, ce l'abbiamo messa tutta. Vi ricordo che ho detto che saremmo stati entusiasti, i 45 gruppi della sezione ce l'hanno messa tutta, insieme naturalmente al comitato organizzatore, a tutte le identità civili e anche militari lombarde e non, comando truppe alpine. Siamo a buon punto. Certo, fare una adunata nazionale a Milano è una cosa più complessa che farla in una piccola città. Qui tutto si complica, ma si complica perché cerchiamo di fare le cose per bene. Perché se guardiamo a 360 gradi vediamo qual è la città metropolitana, stiamo ragionando di 4 milioni e mezzo di abitanti, cioè non siamo a Treviso o a Trento, che bellissime adunate delle quali porto un bellissimo ricordo. Qui le cose sono complicate, ma per questo hanno più valore ancora. Questo è un appello che, come ogni anno, chi porta questo cappello in testa deve avere senso di responsabilità. Ce l'hanno insegnato a Naia e dobbiamo essere identici ad allora. Certo, con uno stile più gioioso, come ci ha insegnato il past president Beppe Parazzini, dopo l'arduo dovere viene anche il momento dello stare insieme. Ma come dico io, siccome squilla la tromba della dunata, nessuno ci obbliga a venire, ma se veniamo dobbiamo venire per essere insieme, contenti di stare insieme, punto.
E allora questo significa essere rispettosi della città, delle istituzioni, delle regole, e poi alla fine sarà ricordata anche per quello, una buona giornata per quello. La Mostra del Cinema di Venezia, edizione numero 76, ieri abbiamo raccontato che sarà Alessandra Mastronardi la madrina di questa prossima edizione. Il direttore della Mostra del Cinema, Alberto Barbera, spiega così la sua scelta. Sentite le sue parole. Dopo 2 anni di conduzione maschile sarà di nuovo una donna a salire sul palco del Palazzo del Cinema per inaugurare la 76esima mostra. Segno che non abbiamo pregiudizi di sorta, perché pensiamo che quello che conti sia la bravura e non certamente il sesso di appartenenza. Alessandra Mastronardi è sicuramente molto brava, molto intelligente, ma è anche bella, simpatica, ha un sorriso accattivante che ci auguriamo sia di buon auspicio per una mostra che si annuncia ricca di bei film. Siamo nel pieno del lavoro, abbiamo già visionato oltre 200 titoli, ne abbiamo invitati alcuni. Altri 1500 arriveranno nei prossimi mesi, aspettatevi altri annunci a partire dalla fine del mese di maggio. Arte ma non solo, la storia di Thomas, straordinaria, guardate. Il primo disegno quando era molto piccolo, schizzi colorati su un foglio di carta A4, adesso che è diventato un signorino, come dice lui, Thomas Prearo è un artista completo che si destreggia con varie tecniche, dall'acquerello all'acrilico passando per la tempera. Thomas ha 36 anni, vive a Galzignano, ma la sua arte così onirica e colorata è arrivata fino a Betlemme, dove è cittadino onorario. Alcuni dei suoi quadri infatti sono appesi nell'ospedale pediatrico della città israeliana. Col prossimo giro ci andrò anche hanno chiesto anche di me i bambini e saranno cresciuti adesso. Le doti artistiche di Thomas sono state notate fin da subito dai suoi insegnanti che lo hanno spronato, ha fatto il liceo artistico, molto impegno ed dedizione che lo hanno portato ad esporre in Italia e all'estero. Tra i suoi estimatori anche il critico Vittorio Sgarbi. Thomas trova ispirazione da quello che osserva e anche dal mondo delle favole. Questa è uno dei quadri che mi piace di più perché sono appassionato dei film di fantascienza, d'avventura e d'amore. Tra le sue passioni anche quella dei dolci, e al suo mito chef Cannavacciuolo ha dedicato un quadro. Ha fatto un dolce simile, no? Come ha fatto? Ha preso una meringa proprio sottile e dopo sopra ci ha spruzzato un po' di colore oro. Così io non avevo l'oro, comunque ho fatto tocco giallo e dopo con il stuzzicadente ho visto proprio anche che lì che lo faceva lui, faceva tutti i rigori. Alcune delle opere di Thomas in questo periodo sono esposte nello studio medico di una dottoressa, Alessandra Melis, che sta portando avanti un percorso di assistenza unico nei confronti dei disabili e ha voluto esporre i suoi quadri per allietare i piccoli pazienti che quotidianamente passano per il suo studio di via Nazareth a Padova. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi lascio al meteo, arrivederci. Ben ritrovati al meteo. Il weekend si apre all'insegna del maltempo sulle nostre regioni, ma diamo uno sguardo più approfondito alla situazione di sabato 4 maggio. Sul Veneto avremo precipitazioni sparse ma piuttosto frequenti, un po' ovunque, localmente anche di forte intensità, specie durante le ore serali e notturne. Temperature minime tra 9 e 13 gradi, massime comprese invece tra 15 e 18 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la giornata risulterà ancora perturbata sin dal mattino con precipitazioni diffuse, localmente anche di moderata intensità, e non si esclude la possibilità di qualche locale nubifragio. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime oscillanti invece tra 15 e 16 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, qui il tempo sarà spiccatamente instabile su tutta la regione con precipitazioni temporalesche piuttosto diffuse. Temperature minime intorno agli 8 gradi, massime sui 18 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento.